Da Corte Santa Maria è tutto pronto per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi parleremo di calcio dilettantistico e beach soccer e lo faremo con Roberto Desini, vicepresidente FIGC Sardegna e presidente nazionale per quanto riguarda il beach soccer. Poi andremo a Ollolai per vedere l'ultimo libro, un servizio sull'ultimo libro di Leonardo Marras, e poi i Cars, la consueta rubrica per le auto usate, aziendali e chilometro zero. Qui è tutto pronto, partiamo tra pochissimo. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Eccoci, benvenuto Roberto qua nel nostro salottino. Grazie Fabio, buonasera a tutti. Salottino estivo Sì. in questa estate, fine agosto, siamo a fine agosto. Fa ancora caldo. Arriverà ancora un'altra ondata di caldo, dicono, vediamo questo weekend però. Senti, calcio, big soccer, da dove partiamo? Partiamo dal calcio, tu sei insomma vicepresidente. Altrimenti si arrabbia il presidente. Certo che si arrabbia, sì. Vicepresidente FIGC Sardegna, calcio dilettantistico, quindi Lega Nazionale Dilettanti, giusto? Ho detto tutto bene? Correttamente. Quando si riparte? Perché qua il calcio, ragazzi, è il nostro sport nazionale e il calcio dilettantistico è una fucina di prossimi campioni, è seguitissimo poi in Sardegna. Ti dico subito, quando si riparte, come si riparte, c'è speranza? No, siamo già ripartiti, che questa è la cosa più importante, le squadre stanno già effettuando le preparazioni, la nostra stagione inizierà il 13 di settembre con la Coppa Italia di eccellenza e di promozione, il 13 e il 20 di settembre, il 27 settembre avranno inizio i campionati di eccellenza, promozione e prima categoria. Quindi siamo ripartiti e c'è grande entusiasmo, soprattutto c'è una gran voglia sia da parte degli atleti ma anche dei dirigenti e di tutte le persone che gravitano nel mondo del calcio, anche perché il calcio con tutti i suoi pro e i suoi contro è un fenomeno sociale incredibile. Ti do due dati giusto per dare una cognizione anche chi ci segue da casa. La Lega Nazionale Dilettanti, che è la lega più importante in termini numerici di tutto il panorama FIGC, noi rappresentiamo il 34% del sistema calcio. In Italia ogni 55 abitanti c'è un tesserato della Lega Nazionale Dilettanti. E questi numeri diminuiscono addirittura in Sardegna uno ogni 44. Ancora più importanti, quindi da questo ti dà l'idea del fenomeno sociale incredibile che è il calcio dilettantistico nella nostra nazione. Il calcio è il calcio. C'è nulla da fare. Senti, questo lungo stop, allora spiegaci un po' il calcio dilettantististi, rimaniamo in Sardegna, quando si è fermato e le difficoltà che avete trovato? Perché si è fermato a fine febbraio e le difficoltà sono state tante. Innanzitutto purtroppo, così come a livello nazionale non abbiamo
potuto concludere la stagione agonistica, si è conclusa anzitempo e abbiamo, nostro malgrado, dovuto attenerci a quelle che erano, abbiamo cristallizzato le classifiche al momento della chiusura, e ci sono state le promozioni soltanto delle prime classificate e non ci sono state retrocessioni. Questo è stato fatto, una decisione presa dal Consiglio nazionale appunto per far sì che non ci fosse un contraccolpo, perché uno quando viene da una retrocessione è sempre più difficile, e vista la situazione che abbiamo vissuto, la Lega Nazionale ha ritenuto opportuno che non ci fossero le recessioni, fatta eccezione dell'ultima classificata in eccellenza. E ha comportato dei danni non indifferenti da molti punti di vista. Da un punto di vista sociale, perché comunque anche se non ci sono dei grandissime cifre come nel calcio professionistico, però ci sono delle ricadute economiche anche nel nostro tessuto. Assolutamente. E poi comunque una valvola di sfogo e un ritrovarsi è una forma di socializzazione che non lo trovo in altri contesti. Noi con grande, anche se in questi mesi noi abbiamo continuato a lavorare, soprattutto abbiamo lavorato per la ripresa, purtroppo, infatti il 7 di agosto finalmente la Lega Nazionale Dilettanti ha stilato il protocollo per la ripresa degli allenamenti, per la ripresa dei campionati. Noi, a differenza dei professionisti, possiamo ripartire col pubblico. Questa è una cosa che non sapevo. Noi possiamo ripartire con il pubblico con un massimo di 1000 spettatori. Ok, quindi c'è un numero 1000 e le distanze, quindi essendoci magari meno persone che una squadra di Serie A, per dire, più semplice. Abbiamo un massimo di 1000 spettatori all'aperto e di un massimo di 200 spettatori al chiuso, perché noi abbiamo anche il futsal nei palazzetti e nelle palestre, e sino a un massimo di 200 spettatori. Comunque ci sono le condizioni per ripartire. E queste date che hai detto per le squadre a livello di preparazione per il campionato, siamo più o meno nei tempi giusti come l'anno scorso? Si ritrovano in queste date? Assolutamente sì. Quindi ci siamo, si tarda un pochino appena l'eccellenza di un paio di settimane, però siamo lì. Però si può partire come una stagione regolare. Assolutamente tutto sì, benissimo. E facendo gli scongiuri che non ci siano intoppi nel proseguo della stagione. Infatti. Prima parlavi anche un po' di numeri e di cose, infatti volevo chiederti, ma fare calcio dilettantistico è veramente difficile per le società? Io dico sempre che i dirigenti delle squadre dilettantistiche sono degli eroi, bisogna fare un monumento, perché quando tu pensi che per andare avanti una società siamo dei dilettanti, quindi dei volontari, e trovi il presidente che fa, con tutto il rispetto, che fa l'artigiano, oppure il dipendente o l'operaio, e quindi che si fa carico di costi per le sue dimensioni, per le sue disponibilità molto gravosi, e quindi c'è questa continua rincorsa di chiedere lo sponsor, il contributo, andare a rompere tra virgolette le scatole, però questo è anche il bello del calcio dilettantistico. Vedi il presidente che fa il magazziniere, che fa il dirigente accompagnato, che fa il guardalinee, perché nelle squadre terza, seconda e prima categoria non vi è il guardalinee e lo fa un dirigente. Poi vede la stessa persona, dopo va fuori a recuperare il pallone quando esce, insomma, e dopo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo lo trovi al baretto del campo sportivo. Io dico un grazie di cuore a tutte le persone e ai volontari, che sono decine di centinaia, che tutti i giorni e tutte le domeniche dedicano del tempo prezioso che sottraggono a se stessi, alle loro famiglie, per consentire di di far rotolare un pallone in quasi tutti i paesi della Sardegna. Bene, verissimo, che poi anche società invece più professionistiche hanno anche altre agevolazioni, insomma è un altro mondo. Anche se qualche bella realtà so che c'è in Sardegna e ne voglio parlare con te, ne parliamo subito dopo, è la rubrichetta di Cars che mandiamo, auto aziendali a chilometro zero e usate, con Andrea questa settimana, mi sembra, e poi me lo spieghi, Assolutamente andiamo a spulciarle queste realtà perché sono molto molto interessanti. Come no? I Cars, e siamo ancora con voi.
Ciao a tutti, sono Andrea, un saluto a tutti gli amici di Sardinia Life e chi ci sta guardando in questo momento. Anche questa settimana vi proponiamo i nostri nuovi arrivi. Iniziamo da questa Abarth 595 competizione TGET 160 cavalli, maggio 2009, 95.000 km a 14.900 euro. Passiamo poi alla Volkswagen Golf settima serie 1600 turbo diesel 115 cavalli, in allestimento business 5 porte a 19.200 euro. Per finire passiamo poi all'Alfa Romeo Stelvio 2002 turbo diesel 190 cavalli, cambio automatico AT8 Q4 del 2019, 4.000 km a 44.900 euro. Venite a trovarci dai Cars in via Montesievi numero 6 a Sassari, zona motorizzazione. Scegli con la tua nuova auto, vi aspettiamo. E grazie allora Andrea. Senti, qua abbiamo la nostra anguria che ti abbiamo dedicato, mi sono dimenticato prima di dirtelo qua. Abbiamo preso questa fotografia tua, è un po' serioso su un campo di gioco. Sì, sì. In quale contesto fossi. Ok. Ero Sarà serio. stato dopo qualche partita, deciso, uno sguardo deciso, un po' come un grande allenatore. Allenatore non sei mai stato? Sono stato anche allenatore. Il calciatore prima? Prima calciatore, poi allenatore, quindi con i bambini. Ah, perfetto, quindi hai fatto tutta la varia... No, poi purtroppo, per fortuna, ma purtroppo per il calcio ho dovuto abbandonare, sono diventato sindaco del mio paese e ho dovuto abbandonare i bambini, era una mia grandissima passione. Per 3 anni ho fatto l'allenatore. Bello, allenare i bambini. Assolutamente, è impagabile. E veramente ti dà delle grandi soddisfazioni e gratificazioni, soprattutto da un punto di vista umano. Poi bambini sono naturali, spontanei, genuini, infatti. veri e poi sono degli spugni, apprendono in una maniera incredibile. Certo. E dai bambini passiamo a quelli un po' più grandicelli, alle prime squadre. Qua siamo a Sassari, io so che qui c'è un quartiere che, se non sbaglio, è una gran realtà del calcio dilettantistico di tutta l'isola, o sbaglio? Assolutamente sì, sicuramente ti stai riferendo al Latte Dolce. Assolutamente sì, è quello. Penso che è una eccellenza sportiva non solo di Sassari ma dell'intero panorama regionale, perché basti pensare che una squadra che è nata una squadra di quartiere che ha fatto tutta la trafila e tutto il percorso dalla terza categoria, è arrivata a calcare adesso in pianta stabile e soprattutto ai vertici del campionato nazionale di Serie D. Penso che sia un motivo di orgoglio e di soddisfazione. Qua, se non sbaglio, la stiamo vedendo con la Torres, il Super Derby, se non sbaglio, questo, con immagini dell'anno scorso. Questo, consentimi di correggerti, questo è contro la Turris in Campania, e la vittoria per 2-0, l'unica sconfitta. La Turris poi è stata promossa in Lega Pro ed è l'unica partita che ha perso in campionato. Ah sì, la Latte Dolce? No, la Turris. La Turris, ecco, perché noi abbiamo preso le immagini giuste, sì, prendiamo le uniche immagini. È stata una grandissima vittoria, e poi il Latte Dolce, tra l'altro, dopo il Cagliari Calcio e altre realtà quali per esempio la Ferrini Cagliari o la Sigma, è il più grande, il settore giovanile più importante che ci sia in Sardegna, e soprattutto dà la possibilità, molti ragazzi della prima squadra vengono dalla trafila, dalla cantera, così possiamo dire, certo, del Latte Dolce. Questo secondo me è un grosso merito della dirigenza, dei dirigenti del Latte Dolce, che hanno dimostrato grande capacità e grande lungimiranza in questo percorso, e anche un certo profilo manageriale che non è facile trovare nel nostro contesto regionale. Certo. Senti, il Latte Dolce cambia casa? Viene a casa tua? Come funziona? Non cambia casa. Cosa è successo in quel dissenno? È ospite, con grande piacere ti devo dire, in qualità di assessore comunale allo sport del mio comune, abbiamo il piacere e l'onore di ospitare quest'anno per le partite casalinghe il Latte Dolce, perché il Latte Dolce non ha un campo del suo quartiere omologato. Giocava al Vannissanna, il quale ha dei seri problemi di carattere strutturale anche nel manto erboso, e siccome allo stato attuale il campo comunale basilicano di Sendori è l'unico
nella provincia di Sassari avere l'omologazione per la Serie D che abbiamo conseguito di recente, un paio di mesi fa. Sì, è tutto nuovo lì. È tutto nuovo, abbiamo fatto un restyling a 360 gradi, nuovi spogliatoi, nuovo manto erboso in erba artificiale di ultima generazione con un intaso naturale cocco e sughero, tribune coperte, tutti i posti a sedere con i seggiolini, insomma un piccolo gioiellino da circa 1400 posti a sedere che consentirà oltretutto, abbiamo con l'omologazione alla Serie D, noi abbiamo contestualmente l'omologazione per poter aspettare manifestazioni di settore giovanile anche a livello internazionale, basti pensare che da noi si potrebbero disputare, qualora ci fossero le condizioni e la possibilità, anche partite della nazionale Under 21. Bene. Quindi ci starai sicuramente già lavorando, ci stiamo già lavorando. Bene, molto bene. Ecco, che ne parlavamo anche prima, qua ci possiamo collegare a una sorta di turismo sportivo quando hai una squadra a rivelazione solida, con una storia che hai appena raccontato, un impianto nuovo come questo. Guarda, qua ci sono la possibilità di portare eventi internazionali? Assolutamente sì, ed è il motivo per il quale noi abbiamo puntato a un impianto che è costato ovviamente, ma è stato un investimento per l'amministrazione, perché io ho anche visto il mio passato da ex assessore provinciale al turismo e allo sport. E anche gli studi in management sportivo mi dicono che il turismo sportivo è il terzo filone del turismo in Italia. Al primo posto c'è il turismo quello commerciale, e il secondo è quello religioso e il terzo è quello sportivo. Quindi questo binomio secondo me non può prescindere, infatti adesso come amministrazione lavoreremo anche per cercare di creare delle strutture ricettive. Ti do un dato, il Latte Dolce ci ha chiesto subito, voleva fare il ritiro a Sennuri, in pianta stabile, però non è stato possibile, vengono solo a allenarsi e sono ospiti al Borgo degli Ulivi nella vicina Sorso, perché noi non abbiamo un albergo a disposizione che possa ospitare questi eventi. Quindi il nostro obiettivo è quello adesso di creare delle strutture ricettive che possano consentire di realizzare nel nostro comune, nel nostro paese, sfruttare il nostro impianto per eventi nazionali e internazionali. Per fare questo dobbiamo creare la ricettività. E io vi faccio l'in bocca al lupo, perché il progetto è veramente ambizioso, è veramente Viva interessante. Il lupo, e ce la metteremo tutta. Senti, dobbiamo parlare di beach soccer assolutamente, perché come no? Ragazzi, come no? Qua l'Italia ne parliamo fra pochissimo, un attimino di pubblicità e poi torniamo qua, ok Roberto? Va bene? Scappo, allora pubblicità. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Rieccoci con Roberto Desini. Allora, abbiamo parlato del calcio dilettantistico, adesso però andiamo sul big soccer, perché tu nel 2018 hai portato ad Alghero l'evento degli eventi per questo sport. Allora, innanzitutto sei presidente nazionale della Lega Big Soccer, del dipartimento
del Dipartimento B Soccer Lega Nazionale Dilettanti. Perfetto, e da quasi subito eletto? No? Io sono stato nominato, lì vengo nominato dal presidente nazionale Cosimo Sibiglia nel febbraio del 2018. Del febbraio del 2018. Dopo un'estenuante trattativa con la FIFA siamo riusciti a strappare ai portoghesi, ecco il motivo per il quale si dovrebbero fare quest'anno gli europei, ad Alghero nel settembre del 2018, e dopo 13 anni che l'Italia non vinceva un titolo siamo diventati, ecco le immagini. Tutto di più, eccole qua le immagini di Alghero, campioni europei. Campioni europei dopo 13 anni. Dopo 13 anni, considera che a differenza del calcio a 11, sia gli europei che i mondiali si giocano ogni 2 anni, quindi 13 anni sono tanti. Sono tanti, sì. Dopo un europeo spettacolare siamo arrivati in finale con gli strafavoriti. Gli spagnoli, sempre questi sono in mezzo gli eterni rivali, però dopo essere andati, chiuso la partita regolare in pareggio, l'extra time in pareggio, siamo andati ai rigori e siamo andati a oltranza ai rigori. Tu pensa che non avevamo lì la luce per quanto stava protraendo sin tardi, e abbiamo vinto poi alla fine del Mestre, il mitico portiere del Mestre ha parato i rigori degli spagnoli, siamo diventati campioni europei. Fantastico. Un'esperienza, un'emozione. Sibilla ci aveva visto giusto, perché a gennaio ti ha investito, non in macchina, con la carica. E poi com'è stato portare questo evento? È stato abbastanza... un lavoro incredibile. C'è un gran lavoro dietro, che è un evento che è costato anche parecchio. Noi abbiamo avuto il sostegno, fortunatamente, allora io ero consigliere regionale, dalla regione Sardegna un contributo importante di 300.000 euro che noi abbiamo investito, ma c'è stata una ricaduta, ecco qui. Ecco, questa è l'ultima, le immagini finali. Le immagini della vittoria. Non c'è più luce. Non c'è più luce. Ma c'è stata una grandissima ricaduta da un punto di vista di immagine, ma anche economico. Ti do un dato: noi per una settimana hanno partecipato 16 squadre con una media di 20-25 persone a team. Quindi stiamo parlando, compresi noi della Lega, la FIFA, c'erano circa 500 persone per una settimana più i tifosi. Quindi una ricaduta economica incredibile. Ritorniamo nel discorso turismo calcistico, però certo con un evento così importante. Questo evento poi ha fatto sì che l'Italia è ritornata in auge anche nel ranking a livello internazionale. E le immagini di Alghero girano in 50 paesi del mondo, e questo ti devo dire che dopo è stata anche una grande spinta da un punto di vista psicologico, ma anche per l'intero movimento, perché l'anno scorso ci sono stati a novembre in Paraguay i mondiali. Sempre sotto la tua presidenza abbiamo sfiorato qualcosa. Abbiamo sfiorato l'altra grande impresa, perché siamo arrivati in finale. E siamo purtroppo stati sconfitti dai maestri europei del B-Soccer, dai portoghesi. Abbiamo perso la finale, ma una finale che siamo arrivati purtroppo molto stanchi, provati, però questo ti do un dato per farti capire il livello del nostro campionato di Serie A del B-Soccer a livello nazionale. Su 24 giocatori in finale, 20 giocatori giocano o hanno giocato nel campionato di Serie A italiano. Le due finaliste tra l'Italia e i portoghesi c'erano 20 giocatori che hanno giocato o giocano nel campionato italiano. Quindi abbiamo ancora dei giocatori anche in Italia che erano in Serie A e poi sono... nella nostra nazionale. Assolutamente sì, uno su tutti. Hai visto quelle splendide immagini di Guri, del nostro bomber, che è l'attaccante più forte che ci sia al mondo. Fantastico, veramente. In questo momento. Continua a fare rovesciate da tutte le parti, anche negli spogliatoi. Lui rovescia dappertutto, guarda cosa. Bravissimo, no,
fantastico. No, vi consiglio di andare a vedere queste immagini per chi non le ha ancora viste del mondiale di Alghero, perché ci sono dei video su YouTube fantastici e con le azioni salienti che sono veramente... Sì, anche perché... Poi c'è tattica, cioè, No, vedo anche le punizioni fatte apposta sul rasoterra che prendono... Sì, perché no? prendono il rimbalzo della sabbia. C'è tutta la tecnica lì. No, il bisoccer è fatto solo per giocatori tecnici. E ci vuole una grande fisicità, una tonicità muscolare incredibile, perché correre sulla sabbia si fa una gran fatica. Un po' di tempo fa mi ricordo anche dei giocatori di calcio di Serie A che andavano a fine carriera forse a fare il soccer. Forse adesso non c'è più. No, non è, questa tendenza è venuta un po' meno, ma ti spiego anche il motivo. Noi per esempio avevamo il nostro ex allenatore della nazionale, che adesso è il capo delegazione nazionale, il Condor Agostini, certo, ti ricordi? Oppure Marco Del Vecchio, sì. Ma nel nostro campionato ha giocato l'anno scorso, non quest'anno, 2 anni fa, Baiocco, te lo ricordi? Sì, Mascara, che giocava nel Palermo e nel Catania e anche nel Napoli. Mascara, che ha fatto un gol da centrocampo, esatto, col Catania, se non sbaglio. Esatto, vedi, ricordi benissimo. C'è stato qualche giocatore, però la maggior parte dei nostri giocatori, a differenza dei brasiliani che lo fanno di professione, cioè brasiliani che girano il mondo e militano nei vari campionati a seconda delle stagioni. Loro sono professionisti, mentre i nostri sono dilettanti, sono per la maggiore giocatori che militano in squadre di Serie D e in eccellenza. Ah, ok, quindi c'è questo collegamento. Sì, no? infatti da noi sono inquadrati, hanno un inquadramento amatoriale, perché per un discorso prettamente per dei tecnicismi, perché non si può fare il doppio tesseramento tra la squadra dove milita in Serie D o in eccellenza con quella del bisoccer. Bene, quindi campioni d'Europa in carica. Vice campioni in carica. E vice campioni in carica mondiale. Tanta roba. Poi ti chiederò qualcosa, perché ci sono altre sorprese su questo Big Soccer. Ti porto un attimo a vedere, andiamo a Ollolai, ci vieni a Ollolai con me, perché c'è stata la presentazione del libro di Leonardo Marras e tra l'altro si parla anche di sport, perché c'era presente la squadra di volley di Serie A2, l'Ermea Volvia, e ci sono anche le parole del presidente, ce le vediamo insieme, poi torniamo qui sui tuoi progetti futuri che riguardano tutto il circuito della Lega Nazionale Dilettanti e del Big Soccer. Vai Cesare! La presentazione del libro intervista a Ollolai ha un fascino particolare per 2 motivi. Il primo, perché torno in una comunità dove sono stato ospite diversi anni fa e mi sono occupato con loro della valorizzazione del Sistrumpa, che è la lotta storica dei sardi, dei giovani sardi. E poi perché oggi c'era la presenza della squadra femminile di pallavolo dell'Ermea di Olbia e mi ha riportato indietro un po' nel tempo, perché mi ha ricordato il mio impegno assieme agli avventurosi dirigenti con la Torres femminile. Vedere una squadra femminile ancora una volta con impegno, con serietà, che cercherà di conquistare il prossimo campionato, mi ha davvero riempito di gioia. La Torres femminile e Nardo Marras sono per noi un faro nello sport isolano, in particolare al femminile, per cui guardiamo a loro come veramente un punto di arrivo. Credo difficilmente raggiungibile, però insomma, mai dire mai. E loro oltretutto non solo hanno avuto delle vittorie così importanti nei campionati che hanno fatto, ma hanno anche portato la Sardegna in continente, nella penisola e non solo, ed è quello che ci ripromettiamo di fare anche noi. E gli appassionati crescono in tutta la Sardegna, c'è molto entusiasmo intorno a questa Ermea, speriamo di far sì che questo entusiasmo sia ben riposto. La ripartenza dopo il lockdown ovviamente è stata un po' faticosa, anche se le ragazze avevano ricevuto i compiti a casa, ora sia il preparatore atletico aveva detto loro cosa fare, eccetera, eccetera, quindi sono arrivate un pochettino pronte, ma comunque con 5 mesi di inattività, quindi non è stato facile riprendere il ritmo partita. Diciamo che Ollolai ci aiuta, il clima di Ollolai ci aiuta e quindi sono convinto che i ragazzi siano già a un buon punto. Il campionato inizia il 20 settembre
come sappiamo quando si parte siamo tutti convinti di aver fatto bene, noi siamo veramente molto convinti di avere una squadra altamente competitiva, poi il campo ce lo dirà. L'obiettivo è andare nella pool promozione, ok? Dopodiché la pool promozione stanno 10 squadre, 7 di queste faranno i playoff promozione, l'auspicio è andare lì dentro, poi dopo tutto può accadere. Ok, allora in bocca al lupo a Leonardo Marras e all'Ermea Olbia. Allora Roberto, torniamo, noi siamo quasi in chiusura. Stavamo parlando di Big Soccer, continuiamo un attimino con gli obiettivi futuri, perché tu non ti fermi, no, assolutamente. Perché sennò Sibiglia, scusa, cosa ti ha preso a fare? Che dopo 2 mesi gli hai portato i mondiali, gli europei in Italia, stai lavorando a pieno ritmo per altre sorprese. Sì, guarda, è uno degli obiettivi, appunto quando sono stato nominato da Sibiglia, forse lui è stato lungimirante, mi diceva: ma come mai il beach soccer non si fa in Sardegna, non si pratica il beach soccer? E gli ho detto: tu dammi la possibilità e vedrai che si praticherà. E infatti adesso io ho un sogno nel cassetto, che è quello di disputare i campionati mondiali qui in Sardegna e possibilmente ad Alghero. Fantastico. Però ovviamente ci sono delle tappe ed ecco il motivo per il quale abbiamo formalizzato la candidatura alla FIFA per il prossimo anno. Abbiamo 2 candidature in Italia, Cervia ed Alghero, per ospitare le qualificazioni dei mondiali, la parte in ambito europeo, che significa che qualora dovessimo spuntarla rispetto a Cervia, noi il prossimo mese di maggio, tra il 5 e il 16 maggio, ospiteremo il meglio del calcio del beach soccer europeo con 32 squadre. Però 32 squadre che contengono le qualificazioni per i mondiali che si terranno il prossimo mese di settembre in Russia. Questo io mi auguro che noi possiamo ospitare la qualificazione mondiale, anche perché è propedeutico per la candidatura per i mondiali del 2023. Mi rendo conto che sto volando un po' alto, però bisogna essere sempre ambiziosi e sollevare sempre di più l'asticella. Bene, molto E io penso che qualora noi dovessimo centrare questo obiettivo, ci saranno delle grandissime ricadute per la Sardegna, in particolar modo per nord-ovest della Sardegna. Perché ti do un dato: i dirigenti della FIFA, quando abbiamo fatto gli europei ad Alghero, mi hanno detto che non avevano mai visto in assoluto delle file. Purtroppo noi durante gli europei ad Alghero abbiamo lasciato centinaia e centinaia di persone fuori dall'arena, perché purtroppo non c'erano più posti. È una cosa che loro non avevano mai visto nella storia del beach soccer. Quindi è un fenomeno questo che secondo me può dare tanto a Sardegna, tant'è che il prossimo anno, quest'anno purtroppo a causa del Covid non è stato possibile. Il prossimo anno daremo il corso al primo campionato regionale itinerante di beach soccer in Sardegna. Quindi beach soccer alla grandissima. Per quanto riguarda il calcio si continua così? Si continua così, noi siamo in scadenza di mandato perché il prossimo mese di gennaio e febbraio andremo a elezioni, ci sottoporremo al giudizio degli nostri elettori, che sono le squadre, e speriamo di poter avere ancora una volta la loro fiducia. Siamo fiduciosi e qualora ci venga riposta nuovamente la fiducia continueremo a lavorare e soprattutto continueremo nel nostro obiettivo un po' utopistico ma sicuramente ambizioso, che è quello che ogni paese, ogni comune a Sardegna, che sono 377 comuni, possa avere la propria squadra di calcio, perché non può esistere un paese senza una squadra di calcio. Il pallone deve sempre rotolare. Il pallone deve sempre rotolare ovunque in Sardegna. Sì. Bene. Senti Roberto, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a te Fabio di questa opportunità e vi ringrazio per il gentile omaggio. La nostra opera di Adriano Cossu, Sardi alla frutta. Veramente graditissimo, molto
originale e soprattutto grazie all'opportunità di essere stato vostro ospite. Grazie veramente, grazie. Grazie a voi. Amici, io vi ricordo che noi ci vediamo giovedì prossimo e per rivedere la puntata potete andare sul nostro sito www.sardinianlife.it. Per qualsiasi comunicazione la nostra mail è info@sardinianlife.it. La pagina Facebook, la nostra pagina Facebook è quella di Sardinian Life, dove potrete rivedere anche lì la trasmissione e tutte le altre cose che facciamo durante la settimana. Ringrazio alla regia Cesare Donati, alle telecamere Chico Pio. Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.